Ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare il Matera, persino un calcio di rigore, e nel finale per giunta si è trovato in inferiorità numerica. Ha visto le streghe contro i neri della Leonzio per oltre un'ora in vantaggio sull'unica conclusione a rete. Una Leonzio essenziale, pratica, anche cinica nello spezzare le trame dei biancoazzurri. Sembrava promettere sfracelli il Matera nelle prime battute con due ottime occasioni da gol, ma Giorgianni mostrava maggiore sprint di Panitteri nella prima occasione e buon colpo di Reni sulla successiva ribattuta di De Rosa. A seguire Panitteri tutto solo in area di rigore mancava in maniera clamorosa all'1-0. Leonzio invece è in vantaggio al primo assalto, calcio di punizione dai 20 metri, Bruno in tuffo respinge, riprende sulla sinistra Calvarisi, diagonale preciso e gol. Reagisce il Matera ma senza eccessiva pericolosità, Panitteri continua nella serie delle occasioni mancate e vanifica il lavoro dei compagni. Dopo un calcio piazzato di De Rosa che sfiora l'incrocio dei pali, in chiusura di tempo Bressi è atterrato in aria. Dagli 11 metri De Rosa, gran botta sul palo, riprende Panitteri fuori. Ripresa, Leonzio sulle sue a difesa del vantaggio. Matera ha deciso a recuperare, ha qualche buona opportunità, ma Giorgianni dimostra tutto il suo valore e a metà tempo il Matera sembra arrendersi quando perde per espulsione De Ruggero. È l'ultimo difensore, fallo su Zani e cartellino rosso. Dopo che Bruno ha evitato il 2-0, Giorgianni si fa incantare da Panitteri a palla ferma. Arbitro intransigente e ostruzione, calcio a due dentro l'area, Landonio per De Rosa e stavolta il capitano non fallisce. È il pareggio a conclusione di una gara largamente dominata dal vento. Siamo partiti abbastanza bene, la squadra stava bene, la partita l'ha presa bene sin dall'inizio, difatti abbiamo avuto 2 o 3 occasioni Anche clamorose diremmo. un po' clamorose per passare in vantaggio. Poi l'unico mezzo tiro in porta che ha fatto la Leonzio, sicuramente poi il secondo tempo alla fine è arrivato questo premio che va a tutta la squadra, che secondo me non ha avuto proprio l'intuito di non mollare mai.